La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Sportivi di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre, ben trovati con Penalty. Ieri grande puntata dedicata al campionato di Serie D, in onda alle 15:30, e questa sera, come al solito alle 21, riflettori puntati sul campionato di promozione e anche sul campionato di prima categoria. Però prima di parlare di promozione e prima categoria, eccola qua la schermata con il risultato riguardante il recupero che si è giocato ieri tra Nuova Egea Virtus e Vibonese Calcio. Hanno vinto i siciliani, eccola qua invece la classifica. Campionato di Serie D che sta regalando tantissime emozioni, vedremo quello che succederà. 2 giornate al termine, tutto ancora da decidere. Il recupero della 31esima giornata del girone I di Serie D regala spettacolo ed emozioni dopo il rinvio dello scorso 12 aprile, quando il forte vento di Scirocco aveva imposto lo stop. 3 punti fondamentali non solo per il morale ma anche per una classifica che torna a muoversi. Partenza vivace, ritmi subito alti, all'8° è Squillace a rompere gli indugi con un sinistro che si impenna e termina alto sopra la traversa. Al 16° risponde la Vibonese che protesta per un presunto rigore, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste rossoblù. L'Igea non si scompone, al 17° torna in avanti sfiorando il vantaggio con Ferrara, la cui spallata esce di un soffio al lato. La gara è apertissima e al 24° a passare la Vibonese quando Carnevale pesca Sasanelli in aria, perfetto inserimento e colpo di testa in tuffo che supera Testa Grossa. 0-1 e rossoblù avanti. La reazione dell'Igea è però immediata. Al 26° Maltese svetta bene sul corner di Squillace ma trova un super Del Bello a dirgli di no. Il pareggio però è solo rimandato e arriva al 34° quando Squillace aggancia il cross dalla destra di Sess, si libera con freddezza in area dell'avversario e col sinistro batte Del Bello facendo esplodere di gioia i tifosi giallorossi. 1-1 e gara che torna in perfetto equilibrio. Sull'onda dell'entusiasmo l'Igea continua a spingere e al 35° è ancora Squillace a provarci con un sinistro volante, ma questa volta Del Bello è attento e devia in angolo, mentre nel finale di tempo al 44° è Papa Serio a servire Samachè, l'attaccante colpisce di testa ma manda fuori di poco. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match, l'Igea continua a fare la partita e al 50° Ferrara prova l'acrobazia su schema da calcio piazzato ma trova la chiusura in angolo di Caiazza. Passano pochi minuti ed è nuovamente Ferrara protagonista con un destro potente che però esce di un soffio alto. I giallorossi spingono, alzano il ritmo e tengono la Vibonese nella propria metà campo. Così al 67° arriva un'altra occasione, questa volta è Cicirello a provarci, costringendo Del Bello all'intervento in tuffo. La pressione cresce, il gol è nell'area e arriva al minuto 75 quando il neo entrato Longo raccoglie il cross dalla destra di Sess deviato da Del Bello e con una spettacolare giocata acrobatica mette alle spalle del portiere, facendo così Igea Virtus 2 Vibonese 1 e gara ribaltata con i tifosi del Dalcontres che possono esultare. Nel finale i locali vogliono chiuderla ma il destro di Mascari al 94° trova l'ennesimo intervento decisivo di Del Bello. Finisce così l'Igea Virtus conquista 3 punti preziosi, sale a quota 52 e aggancia il 6° posto a soli 2 punti dalla zona playoff. Senza la penalizzazione i giallorossi sarebbero oggi quarti. Situazione più complicata invece per la Vibonese che resta ferma a 31 punti e continua a lottare nella zona playout a 3 lunghezze dalla salvezza diretta. Voltiamo pagina perché adesso parliamo di promozione e lo facciamo con il girone A.
A 90 minuti dal termine il girone A è l'unico girone che non ha ancora decretato la squadra vincente. Saranno 90 minuti intensissimi quelli che vivremo tutti insieme la settimana prossima. Per intanto ci guardiamo la schermata dei risultati di domenica che hanno veramente riservato una grandissima sorpresa, ovvero la vittoria dell'Alcamo contro l'Aragona. Ma guardiamo tutti i risultati per intero. Camporeale Calcio batte Aspra 3-1, Città di Marineo Calcio batte Città di Casteldaccia 1-0, Gemini Calcio batte Fulgatore 4-0, vince la Margheritese 2018 contro l'Atletico Partinico 2-0. Pareggio tra Sport Palermo e Valderice Calcio. Terasini Mundi batte Casteltermini 2-1, eccola qua la sorpresa, l'Alcamo che sbanca in casa dell'Aragona 3-1 e si porta a 3 punti soltanto dal primo posto, ed infine Mazzara Corsaro contro il Salemi 1-0 il risultato finale. Guardiamo adesso la classifica dove a sorpresa l'Alcamo 1928 si trova con questa vittoria esterna a soli 3 punti dalla vetta. Vetta che comunque è sempre guidata dall'Aragona Calcio con 70 punti, con 67 Alcamo 1928, 60 punti Città di Marineo Calcio con 58 Gemini Calcio, 57 Valderice Calcio con 50 Margheritese 2018, 49 punti Atletico Partinico con 42 Salemi, 36 punti Mazzara 46, con 31 Sport Palermo, con 29 Camporeale Calcio, 28 punti per il Casteltermini, con 27 il Fulgatore insieme alla Città di Casteldaccia, 20 punti Aspra, ultimo in classifica, già retrocesso il Terasini Mundi con 10 punti. Impresa clamorosa dell'Alcamo 1928, i bianconeri espugnano il campo dell'Aragona al termine di una battaglia vera e riaprono un campionato che sembrava ormai indirizzato. Una vittoria pesantissima arrivata con cuore, grinta e qualità che vale almeno 3 dalla vetta a 90 minuti dalla fine del campionato e rimette quindi tutto incredibilmente in discussione. Un successo che non solo rilancia le ambizioni dell'Alcamo ma accende anche nuovi scenari in classifica. Resta infatti ancora pendente il ricorso relativo alla gara di Casteltermini che, in caso di esito favorevole, potrebbe addirittura consegnare ai bianconeri l'aggancio alla vetta e quindi adesso il campionato è più aperto che mai. Ma andiamo alla cronaca. Partono fortissimo i padroni di casa che già al secondo minuto vanno vicini al gol. Gran tiro da fuori aria di 3 piedi che colpisce il palo alla destra del numero 1 bianconero Misseri. All'8° arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa. Punizione da 25 metri e gran bolide e gol splendido di Piraneo. L'Alcamo prova a reagire e trova qualche bella azione ma senza impensierire la retroguardia agrigentina. Al 40° altra occasione sempre per 3 piedi da fuori aria, ma questa volta il tiro si infrange 2 volte sulla difesa bianconera. Nel secondo tempo cambia tutto. L'Alcamo va avanti e al 3° minuto è Tantillo a sprecare un'ottima occasione dall'interno dell'area di rigore. Poi al 10° grandissima giocata di Pulizzi che dopo aver saltato 2 avversari sorprende il portiere di casa sul proprio palo firmando il gol del pareggio. Al 24° Grillo va via sulla destra e crossa al centro per Lentini che deve solo spingerla dietro le spalle dell'incolpevole Priolo. E 2-1 per i bianconeri. Al 35° grandi proteste dall'Aragona per un fuorigioco fischiato per la posizione ritenuta attiva di Pirotta. Con un velo lancia il numero 11 Namio a tu per tu verso Misseri, ma l'arbitro ferma tutto. Al 6° minuto di recupero è Genova a costruirsi una buona occasione per il pareggio, ma il tiro finisce alto sopra la traversa. E sul ribaltamento di fronte, cross di Spina con Failla che prova a superare il difensore, ma la palla sbatte sulla mano e l'arbitro fischia il rigore. Sul dischetto il numero 5 Riccobono che non sbaglia e chiude la partita sul 3-1. 3 punti che pesano come un macigno e che tengono vive le speranze dell'Alcamo fino all'ultimo respiro del campionato. La squadra ha dimostrato carattere, organizzazione e grande determinazione, qualità fondamentali in una sfida decisiva come quella contro la capolista. Da oggi nessun tesserato è autorizzato a parlare con la stampa perché in questo delicato momento voglio che la squadra deve stare tranquilla, non deve farsi distrarre
e nel contempo manifesto anche la mia personale amarezza circa alcune decisioni arbitrali alquanto dubbie, vedi il fuorigioco inesistente fischiato a Namio, che poi si è tradotto in quello che poteva essere il gol del pareggio, ma non cerchiamo alibi, anzi faccio i complimenti all'Alcamo perché oggi è venuto qui a giocarsi la gara a viso aperto. Probabilmente in questa gara ha mostrato forse un po' più personalità di noi, perché i nostri ragazzi secondo me dal punto di vista mentale l'hanno gestita un po' male la partita, per cui di fatto si è riaperto il campionato. Attendiamo ancora a una giornata alla fine del torneo questa benedetta sentenza circa il ricorso fatto dall'Alcamo a Casteltermine, e quindi siamo qua, siamo delusi, siamo amareggiati. Mi dispiace per le 1000 e passa persone che oggi sono venute qui, perché ovviamente speravano di festeggiare la vittoria del torneo, però siamo qua, e il calcio è questo. È mancato secondo me un approccio mentale, soprattutto dopo il nostro gol di vantaggio un po' siamo calati, forse abbiamo un po' arretrato al baricentro, a qualcuno probabilmente pesava tanto il pallone, poi sai quando ti vengono a mancare i giocatori che devono avere quel guizzo in più, che devono fare la differenza, poi è dura. A questo aggiungiamo anche l'infortunio di Treppiedi, che ha dovuto lasciare il campo al 40° del primo tempo, e chiaramente lì poi sono venute meno un po' le geometrie della squadra, però voglio dire, ci sta, bisogna dare onore e merito a questo Alcamo, ribadisco che non ha rubato nulla. E guardiamo adesso il girone B. Vittoria importantissima dell'Ascari Cefalù nel big match contro l'Orlandina Calcio, vittoria che permette alla squadra palermitana di volare nel campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione. Eccoli qui i risultati di questa domenica. Pro Falcone batte Città di Mistretta 4-1, Aluntina batte Futura 5-3. Vince il Gangi 2-1 contro il Torre Grotta 1973, pareggio tra Città di Galati e Sant'Angiolese 0-0. L'Ascari Cefalù batte Orlandina Calcio 4-2, Città di Villafranca batte Monforte San Giorgio 5-0, Comprensorio del Tindari batte Nuova Rinascita 3-0 ed infine il Promende Calcio che vince 3-2 in casa del Nicosia. L'Ascari Cefalù, che dunque ritorna nel campionato di eccellenza, ha stravinto questo girone B del campionato di promozione. State già guardando la classifica, l'Ascari Cefalù con 71 punti, con 63 Orlandina Calcio, con 60 Città di Villafranca, con 58 punti il Nicosia, con 52 il Promende Calcio, 42 punti Comprensorio del Tindari, con 41 Pro Falcone, 40 Torre Grotta 1973, con 38 la Luntina, con 36 Gangi e Futura, 33 punti Nuova Rinascita, con 29 Città di Mistretta, 21 punti Sant'Angiolese, con 16 Città di Galati, ultima in classifica, già retrocesso il Monforte San Giorgio con 11 punti. Al Pietro Gangemi Torre Grotta va in scena la penultima giornata del campionato di promozione Girone B. Il Torre Grotta di mister Giannicola, giunta reduce dalla vittoria sul campo dell'Aluntina, ospita il Gangi, anch'esso vittorioso nell'ultimo turno per 2-1 contro la Nuova Rinascita. Entrambe le squadre non hanno più obiettivi di classifica, i torresi a quota 40 punti sono ormai fuori dalla corsa playoff distante 9 lunghezze, mentre il Gangi, ferma a 33 punti, ha già raggiunto una tranquilla salvezza. Una sfida che vale soprattutto per chiudere al meglio la stagione e dare continuità agli ultimi risultati. Completo casalingo a strisce rosso-blu verticali per i padroni di casa, maglia biancorossa per il Gangi. Prima occasione marca Torrese, sfera per Isgro che si accentra e crossa la palla, si impenna per la testa di Viscuso che colpisce male e la palla termina sul fondo.
2 minuti più tardi sfera dietro per Bonasera, lancio per Isgro che serve dentro Sciliberto che ci prova in estirata, non arriva per questione di centimetri e millesimi di secondo all'appuntamento con la sfera. Al 10° Zirilli per Sciliberto, lancio per Isgro che tenta la giocata ma la palla sorvola la trasversale dei pali. Al quarto d'ora battono un colpo anche gli ospiti, punizione di Camarà per Prince Ogbonda che colpisce male nel cuore dell'area di rigore. Si resta sullo 0-0 al Pietro Gangemi almeno per altri 15 minuti quando Camarà parte dalla propria metà campo, arrivato al limite dell'area di rigore, serve Gallotto il quale rientra con il destro e batte Campanello per l'1-0 in la compagine delle Madonie. 3 minuti più tardi Bonasera ruba palla, la sfera arriva a Battaglia che prova ad armare il destro, alto il suo tentativo. Minuto 38, altro recupero palla di Bonasera, servizio per Morabido che calcia bene ma trova sulla sua strada Savasta a negare la gioia del gol. Al 40° dalla destra cross di Isgro per Battaglia che gonfierebbe anche la rete ma è tutto fermo per posizione di offside ravvisata dal primo assistente. Ultima emozione della prima frazione di gioco con la sfera dentro di Crisafulli per Morabido, ancora una volta lui a penetrare in area di rigore, calciare ma ad avere la meglio è sempre Savasta. Termina così con il Gangi in vantaggio per 1-0 la prima frazione di gioco. Inizia con un cambio la ripresa dentro Cannistra in luogo di Battaglia. 3 minuti dal rientro in campo e le due formazioni sono sempre i rossoblù a provarci per primi. Bonasera per Isgro che va al tiro, palla deviata da Crisafulli di testa ma Savasta para, era comunque tutto fermo ancora una volta per fuorigioco. Al 55° lancio millimetrico di Giordano per Morabido che stoppa, tacco per la corsa di Viscuso che mette dentro Prince Ogbonda, salva tutto in scivolata. 3 minuti più tardi sfera a rimorchio per Viscuso che va anch'esso al tiro con il destro, palla di poco alta sulla trasversale. 3 minuti dopo l'ora di gioco Isgro stoppa la sfera e si accentra per calciare, non inquadra però il bersaglio grosso. Al 65° entra interdonato classe 2010, esce Zirilli classe 08. Al 68° lancio millimetrico ancora di Giordano per Morabido, stoppa la sfera, fredda Savasta, questa volta è quella giusta, esultanza all'Osman Dembélé. Al 70° dentro Ferlazzo per Crisafulli, 2 minuti più tardi dentro Gangemi classe 2009 per Giordano. 77° Camarà fa tutto solo, calcia, percorre un brivido lungo la schiena di Campanella. 3 minuti più tardi sfera per Bonasera che ci prova dalla distanza, attento a mettere i guantoni Savasta. All'ultimo minuto di recupero palla dietro per Gallotto che segna la rete del nuovo vantaggio. Con questo arcobaleno che termina la sua corsa all'incrocio dei pali è un Eurogol quello che decide la sfida in favore del Gangi allo scadere. Un saluto a loro amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. È il giorno della possibile festa per il Lascari Cefalù che allo stadio Ilardo ospita l'Orlandina nel big match, nel testa a testa che può valere il ritorno dopo un anno in eccellenza. E allora la squadra di Giovanni Comito parte subito con i giri giusti e c'è subito al 10° minuto un'opportunità con Cotugno che va a puntare l'avversario, viene messo giù, il direttore di gara non ha dubbi, concede calcio di rigore. E allora dal dischetto non poteva che presentarsi lui, Danny Mocciaro, per l'1-0 in favore del Lascari Cefalù. E dopo 11 minuti dal fischio iniziale della gara è già esploso per la prima volta lo stadio Ilardo. Ma poi all'improvviso il Lascari Cefalù cala, forse convinto di avere già in mano la partita, e allora cresce l'Orlandina che al 28° con Iuculano si inventa questo gol, pallonetto imparabile per Mammano e c'è il pareggio per la formazione ospite che può soltanto vincere per mantenere aperto ogni discorso per la vittoria del campionato. E allora continua a spingere e al minuto 42 su questa discesa dalla destra c'è il colpo di testa vincente da parte di Praticò, immobilizzato il Lascari Cefalù che va all'intervallo sotto di un gol nonostante questo tentativo che stiamo per vedere
con il calcio di punizione di Tiscione, la palla che non gira, termina fuori e allora si torna negli spogliatoi allo Stadio Ilardo con la situazione di punteggio che premia l'Orlandina. In avvio di ripresa cerca di attaccare a testa bassa la squadra di Comito, che qui dopo 7 minuti crea una palla gol con Cotugno, conclusione bloccata dall'estremo difensore di marca orlandino, ovvero Caserta. Poi calcio di punizione impreciso da parte di Tiscione al minuto 56. 3 minuti dopo ci riprova ancora il Lascari Cefalù con questa giocata estemporanea da parte di Pastorella, che prova a mettersi in partita ma c'è la respinta da parte di Caserta. 1 minuto dopo però il cross dalla sinistra, Bocciuei cerca di metterla in mezzo, diventa un colpo di testa vincente perché è quello che vale il 2-2 e allora a mezz'ora dalla fine torna in linea di galleggiamento il Lascari Cefalù con uno dei suoi uomini simbolo, uno dei più inattesi all'inizio della stagione, ovvero sia Justice Bocciuei. Insiste però il Lascari Cefalù che vuole chiudere i conti, allora gli dà una mano letteralmente Caserta, il portiere dell'Orlandina, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo si butta la palla nella sua stessa porta e la chance e l'esito che si va a concretizzare sempre di più per il Lascari Cefalù, che attacca ancora sulla sinistra, la palla che arriva in mezzo e non poteva mancare la firma di Pastorella, uno degli MVP della stagione per il Lascari Cefalù, che a 11 minuti alla fine chiude i giochi e 4-2 all'Ilardo. È ormai in tasca l'obiettivo per il Lascari Cefalù, che dopo il triplice fischio del direttore di gara celebra il ritorno in eccellenza dopo un solo anno, un cammino straordinario per la squadra di Giovanni Comito, che dunque torna nella massima serie del calcio dilettantistico regionale in Sicilia. Allora complimenti al Lascari Cefalù che torna in eccellenza. E guardiamo adesso la situazione del girone C. C'è poco da decidere nel girone C del campionato di promozione, in quanto, come già sapete, dalla scorsa settimana il Calcio Santa Venerina ha brindato l'arrivo nel campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione ed è stata già definita anche la griglia dei playoff. Ma guardiamo i risultati. Sant'Alessio batte Atletico Catania 1-0, Bronte Calcio 2024 batte Aci Bonaccorsi 3-0. Calcio Santa Venerina batte Atletico Messina 5-0, pareggio tra Città di Aci Sant'Antonio e Valdinisi Calcio. Pareggia anche il Città di Mascali 2-2 contro il Città di Mister Bianco. Ionic FC batte Belpasso 2014 3-1 ed infine Riviera Nord batte Santa Domenica Vittoria 6-1. Guardiamo la classifica finale, anche se ancora mancano 90 minuti al termine della stagione regolare. Al primo posto il Calcio Santa Venerina con 64 punti, con 55 Ionic FC, 48 punti Città di Aci Sant'Antonio con 43 Belpasso 2014, 42 punti per il Riviera Nord con 37 Bronte Calcio 2024, 36 punti Valdinisi Calcio con 34 Città di Mister Bianco, 33 punti Aci Bonaccorsi Calcio e Sant'Alessio, 28 Città di Mascali con 24 Atletico Messina, con 15 punti l'Atletico Catania, ultimo in classifica già retrocesso Santa Domenica Vittoria con 2 punti. Il pareggio esterno contro il Riviera ha di fatto messo un mattoncino abbastanza pesante per l'Aci Sant'Antonio sul terzo posto in classifica, con l'opportunità di chiudere il discorso contro la Valdinisi. La prima iniziativa parte dai piedi di Caserta sulla destra, Guagliardo in verticale trova il compagno, gran giocata a girarsi, carica il sinistro da fuori che termina però largo oltre il bersaglio. Al quarto d'ora poi il gran break in mezzo al campo di Motta, che poi parte alla sua maniera e serve Fichera, giocatona sul riposo a sgusciare via, supera poi anche il secondo, sfonda in aria, va con la punta, debole tra le mani di Arena. Il primo squillo ospite arriva invece a metà tempo su punizione di Raspaolo, che mette in aria, sfera che sfila sul secondo palo, rimessa in mezzo dove c'è Robles, appoggio per Tomasello che viene murato, alla fine riposo col destro, per poco non trova lo specchio, più avanti ci prova Tomasello che va col destro respinto, quindi Puccio che lavora bene, chiude il triangolo col compagno, servizio poi per Sturniolo che carica la botta a centro aria, fuori
proprio Sturniolo poco dopo a venire in mezzo al campo, si destreggia bene, trova il varco per Chacon, gran lavoro del 9 che si gira sinistro e gran parata di Biondi che manda in angolo. La ripresa tocca quindi a Fichera accendersi, lo fa, imbeccato da Motta con le mani, lungo proprio per il 7 che può scappare via sedendo Robles, entra in area, servizio perfetto per Gabriele Giannetto, stop e sinistro murato, poi sulla ribattuta Gallo col destro viene respinto dal compagno. Grande chance per l'Aci Sant'Antonio che non colpisce, a metà tempo angolo dalla destra di Gallo, stacca Caserta in mezzo all'area, colpo di testa del fantasista biancazzurro deviato in corner. Dal giro di bandierina successivo ancora Gallo, stavolta Orazio Giannetto col colpo di testa vicino all'angolino, ma fuori. E di fatto non accadrà più nulla e sarà questo l'ultimo frame di questa sfida. E 0-0 tra Aci Sant'Antonio e Valdinisi, un pareggio che consacra ufficialmente il terzo posto in classifica dei biancazzurri, che torneranno in campo il prossimo weekend contro l'Aci Bonaccorsi per l'ultima di campionato. Conquistato matematicamente il campionato la settimana scorsa con la vittoria per 2-1 sul campo del Sant'Alessio, il Santa Venerina festeggia davanti al proprio pubblico del Vincenzo Grasso il traguardo della prima storica promozione in eccellenza. Una giornata di festa che si apre con il passiglio di onore degli avversari odierni, l'Atletico Messina. Partenza sparata dei padroni di casa, Fabrizio Scapellati in verticale per Carbonaro. Anticipato da Vancheri, Carbonaro gli porta via la sfera, poi accelera e entra in aria, Carbonaro con la punta, lo ferma Previti in uscita. Ucea avanza palla al piede, lo mura Fabrizio Scapellato che apre le porte del contropiede di Carbonaro, ancora Fabrizio Scapellato, scatta a destra, uno sguardo in mezzo, dentro per Carbonaro, spreca una ghiotta chance. Spampinato, serve nel cerchio di centrocampo Fabrizio Scapellato, uno sguardo a sinistra dove c'è Zanella, può spingere Zanella, si rifugia tra i piedi di Sinatra, Sinatra rientra verso il centro, il cross sul secondo palo per lo stacco di Carbonaro, un'altra chance ancora fuori. Corner per il Santa Venerina, lo batte corto Daniele Scapellato per Sinatra, all'indietro per Fabrizio Scapellato, alto di un soffio. Angolo stavolta per l'Atletico Messina, lo batte Guglielmo, lungo sul secondo palo nella zona di Garufi che stacca tutto solo, lo ferma in due tempi maniscalco. Ucè va in verticale, lungo copre tutto Gulli, poi recupera Barbosa e di prima per Di Natale. Di Natale avanza, l'assist per Guglielmo, Guglielmo il sinistro, fuori di poco. 38esimo, Fabrizio Scapellato trova sulla tre quarti Sinatra, salta un avversario, poi si gira e apre bene verso Basile. Basile torna da Fabrizio Scapellato, di prima intenzione cambia gioco per Zanella. Zanella la mette giù, va all'1 contro 1. Zanella il cross nella zona di Lopez che di testa batte Previti, torna a segnare Francesco Lopez, quinto gol in campionato per lui, torna a colpire l'asse terzino, Zanella per Lopez. Accusano il colpo gli ospiti, Farina pressato da Fabrizio Scapellato, poi Sinatra immediatamente per Carbonaro. Carbonaro si presenta in aria, una finta, il destro non trova la porta. Finale del primo tempo, lancio di Basile verso De Leonardis, alla fine la palla finisce a Carbonaro. Carbonaro entra in aria, all'indietro per Fabrizio Scapellato, Scapellato a giro, il palo lo ferma. Atletico subito minaccioso di inizio ripresa, Gulli di testa, alimenta l'azione Garufi che va da Di Natale, controlla a seguire Di Natale punta Lopez, poi calcia in porta, respinge Maniscalco che poi blocca la sfera. Prima avanzata anche dei padroni di casa, Sinatra braccato da due giocatori, scarico su Fabrizio Scapellato, dentro per De Leonardis, di tacco per Sinatra, Sinatra salta Previti, va a contatto col portiere, non c'è nulla per l'arbitro che lascia proseguire. Daniele Scapellato batte rapidamente un piazzato, in verticale per Carbonaro che prende velocità. Carbonaro sguarda i compagni, la mette al centro per Fabrizio Scapellato che sbaglia da pochi passi la conclusione. Prime sostituzioni per mister Calvaruso ed è un triplo cambio. Fuori Basile e Daniele Scapellato, dentro Biondi e Pisasale. E fuori anche De Leonardis, al suo posto dentro Mongelli. Rimessa laterale di Lopez per Mongelli, scambio con Carbonaro. Si gira il 7 subito per Pisasale. Pisasale per Fabrizio Scapellato di prima, grande palla verso Sinatra. Sinatra al volo, salvo Sinatra. 20 gol in campionato per lui, 2-0. Si aprono gli spazi per il contropiede del Santa Venerina, attacca Carbonaro centralmente, assist per Fabrizio Scapellato, se la sposta sul destro, ci prova di nuovo a giro, stavolta si oppone Previti. Poi Mongelli raccoglie la sfera, il traversone a cercare Carbonaro anticipato, recupera Pisasale
ricomincia da Fabrizio Scapellato. Scapellato ci prova dalla distanza, un altro palo, sfortunatissimo. Un altro cambio per i padroni di casa, fuori Lopez, dentro Angelo Trovato. Minuto 68, rinvio lungo di Maniscalco sulla destra, dove c'è Carbonaro. Carbonaro prende velocità, si porta avanti la sfera col petto, entra in aria, poi la sterzata. Vede Sinatra, lo serve, Sinatra, subito per Fabrizio Scapellato. Scapellato di prima intenzione, a furia di tentare, alla fine ci riesce. Fabrizio Scapellato, 10° gol in campionato per lui. Ultimo cambio per mister Calvaruso, fuori Fabrizio Scapellato, dentro Vittorio. È un monologo del Santa Venerina, Sinatra riceve sulla tre quarti, poi danza sulla sfera, imbuca per Carbonaro. Carbonaro col destro, fermato da Calabrese. Alimenta l'azione Sinatra. Sinatra, spalle alla porta, il problema di girarsi. Arriva anche il raddoppio, spezza il raddoppio, salta anche il terzo avversario, grande giocata di Sinatra, l'assist per Biondi, fermato, ancora Biondi la conclusione, la firma di Danny Biondi, la sua prima stagionale, 4-0. Biondi va in verticale a cercare Sinatra, intercetta Vancheri, che poi libera sull'auto mancino. Mongelli recupera la sfera e prolunga per Carbonaro. Carbonaro si invola, entra in aria, Carbonaro il diagonale, mancava la firma del capocannoniere del torneo, Nino Carbonaro, 23° gol in campionato, 5-0. Ospita la ricerca almeno del gol della bandiera, punizione di Vancheri al centro per il colpo di testa di Tiano che centra il legno. Minuti finali del match, Sinatra, un'esitazione, poi apre per Mongelli. 1-2, Sinatra di nuovo morbido per Mongelli. Mongelli avanza davanti a Calabrese, calcia in porta, respinge l'estremo difensore. Non c'era miglior modo di festeggiare un campionato trionfale per il Santa Venerina. Una vittoria netta a coronamento di una giornata indimenticabile che ha celebrato il raggiungimento dell'eccellenza, il massimo campionato regionale per la prima volta nella storia del club. La stagione della squadra di Calvaruso però non è finita qui, perché se è vero che il torneo si chiuderà in trasferta domenica prossima in casa del mister Bianco, i rossocero-blu avranno già un impegno importante mercoledì, in cui faranno visita al Partinico nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Sarà una sfida molto intensa e ricca di emozione da giocare con la massima concentrazione.
E chiudiamo il tabellino riguardante il campionato di promozione presentando il girone D. Giochi fatti anche per quanto riguarda la vittoria finale nel girone D, dove il Priolo FC, vincendo 3-0 a tavolino contro il Gela, brinda chiaramente anche il successo del girone e automaticamente la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Ma guardiamo i risultati. Atletico Megara, Santa Croce Soccer 1-1, Città di Canicattini batte Notocalcio 2-0, Gimminica Scordia batte Scicli 3-0, vittoria a tavolino 3-0 del Priolo FC contro il Gela, Prodagusa batte Sommatinese 3-1, stesso identico risultato per il Calat che vince contro il Frigentini ed infine Serra di Falco batte Acragas SLP 1-0. Vittoria del girone dunque per il Priolo FC, eccola qua la classifica. Priolo FC 70 punti con 63 Acragas SLP, 45 punti Gimminica Scordia con 41 Santa Croce Soccer e Prodagusa, 40 punti per il Serra di Falco con 33 Città di Canicattini, 31 punti il Calat con 30 il Notocalcio, 29 punti Atletico Megara, 27 Sommatinese Calcio, 22 per il Frigentini, 19 punti per lo Scicli ed infine, ultimo in classifica, già retrocesso, il Gela con 0 punti. All'Antonio Laimo di Serra di Falco va in scena la penultima giornata del campionato di promozione siciliana. L'Argas di mister Catania rincorre il primo posto, ma si è fatto francamente molto complicato. 4 punti di distanza ancora dal Priolo quando mancano 2 giornate al termine, sembra ormai fatta per gli avversari di una stagione. Vediamo allora le formazioni che fanno il loro ingresso in campo. Serra di Falco con Governali, Nuccio, Morleo, Nacci, Di Marco, Caronia, Cotrone, Toledo, Salvo, Arenas e Castriglio. Rispondono gli ospiti. L'Argas in campo dal primo minuto con Manna, Tavella, Fragapane, Messina, Rizzo, Vizzini, Dimora, Giama, Marrone, Unniemi e Tripoli. Possiamo partire allora col film del primo tempo con le immagini a cura di Andrea Giuffrida. Al 13esimo la punizione di Giama viene messa in calcio d'angolo da Governali. Al 21esimo Tripoli approfitta di una sbavatura difensiva, si invola verso l'area di rigore, ha tanto spazio, resiste alla carica scivolata, va alla diagonale, sembra tutto fatto per sbloccare il risultato, ma il pallone termina sul fondo. Al 35esimo la terza occasione di un primo tempo non proprio emozionante. Dimora per Giama, dentro da Marrone, colpisce di testa, trova la respinta da parte del portiere Governali, era comunque tutto fermo per presunta posizione di fuorigioco del numero 7 e finisce così il primo tempo all'Antonio Laimo 0-0 tra Serra di Falco e Acragas. Nel frattempo il Priolo ha messo le mani sul campionato di promozione, inizia la ripresa e inizia con l'episodio che vale il vantaggio del Serra di Falco, confusione sugli sviluppi di rimessa laterale, Castriglio la gira in rete. Al 61esimo l'Acragas risponde, lancio in profondità di Fragapane per Marrone che entra in area dal centro-sinistra, c'è un contatto con Nuccio che cade, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste di un Acragas che voleva il calcio di rigore. Minuti di recupero, il secondo tempo scorre impietoso fino al triplice fischio, prima però Maggio impegna così Cannina che la va a deviare in calcio d'angolo. Termina così la gara all'Antonio Laimo in questa penultima giornata. L'Acragas perde contro il Serra di Falco, una sconfitta di fatto indolore che non cambia nulla in classifica. Il torneo lo vince il Priolo. Per l'Acragas adesso playoff o Coppa. E dopo la parentesi sul campionato di promozione, adesso è la volta del campionato di prima categoria. Si sono giocati i playoff dei 6 gironi per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Eccola qua la schermata. Nel girone A, vittoria per 3-0 del Città di Cinisi contro il Sicilia Football Club. Sarà il Città di Cinisi a giocarsi le finali. Nel girone B, vince fuori casa il Cianciana Calcio 3-2 contro il Fada Football Club. Saranno dunque i ragazzi del Cianciana a giocarsi la finalissima. Nel girone C, invece, la Polisportiva Torrenovese si conferma e vince 2-0 contro il Melas e si qualifica per le finali. Nel girone D, invece, pareggio tra Calcio Furci e Virtus Russo Calcio. Il migliore piazzamento del Calcio Furci permette alla squadra messinese di giocarsi la finalissima domenica prossima.
Nel girone E, a sorpresa, il CC San Gregorio che vince in casa del Tremestieri Etneo 2-1, pertanto la squadra di Costa vola alle finali. Il risultato del campo lo accettiamo, ci mancherebbe. L'amarezza rimane perché non era nelle nostre, diciamo, l'obiettivo stagionale. Siamo andati anche oltre quelle che erano le nostre aspettative. Ci credevamo, ma onore a San Gregorio che ce l'hanno fatta. Partiamo dal mister con i ringraziamenti a tutto lo staff tecnico, al nostro prof Mario, a Gabriele Romano, a tutti i ragazzi, ai loro genitori che non ci hanno mai abbandonato in tutte le partite. Un grazie veramente a tutti di cuore, veramente. I risultati alla fine pagano anche questo. Oggi ho visto diverse persone di Tremestieri, amici, concittadini che ci hanno sostenuto fino alla fine. E fa onore questo per il comune di Tremestieri, voglio dire che pur giocando lontano dal nostro campo ci vogliono bene. Si conclude una fantastica stagione secondo me da parte di questa squadra, di questa società, di questi ragazzi che hanno dato tutto, anche oggi nonostante le difficoltà hanno buttato il cuore sotto l'ostacolo. Non ho nulla da rimproverare alla squadra, faccio i complimenti a San Gregorio. Chiaro che queste sono delle partite che sono così, uno va e uno resta, quindi è chiaro questa volta è toccato a noi, la fortuna non c'è girata bene, va bene così. Non ho nulla da rimproverare nella squadra, non sono partite che tu puoi avere 10-12 occasioni da gol, sono finali chiaramente sono così, quindi l'abbiamo avuto la nostra possibilità di segnare, oggi è andata così. Ripeto, mi dispiace per questi ragazzi che hanno dato tutto per la società, sono molto rammaricato, non dispiaciuto, ma rammaricato, perché dispiaciuto no, perché i ragazzi, ripeto, hanno fatto una grandissima prestazione, una grandissima annata e da qui dobbiamo ripartire. Il Mestieri riparte da questo gruppo straordinario, che è un gruppo straordinario, e dalle sconfitte si impara a vincere, questa è la regola. E noi dobbiamo imparare a vincere dalle sconfitte. Sicuramente c'è da prendere di buono quello che ho detto ai ragazzi, sono contento di questo gruppo, un gruppo così è difficile trovarlo, da inizio anno, un gruppo che si è formato anche tardi rispetto alle altre squadre, è stato veramente affiatato dall'inizio, quindi non è facile trovare un gruppo così coeso. Infatti quello che ho chiesto alla squadra ai ragazzi è di rimanere a testa alta a fine partita anche negli spogliatoi, perché siamo stati vicino a un sogno per tanti, per tutti, per noi e per la società, però prendiamo di buono quello che abbiamo fatto tutta la stagione. Come sappiamo il calcio è anche fatto di episodi, abbiamo preso gol su una punizione e per noi ci poteva anche stare fallo, una situazione però sappiamo che l'arbitro in queste finali è aiutato dagli assistenti, hanno giudicato così e avevamo sicuramente tutto il tempo per rimetterla a posto. Siamo stati anche sfortunati, 2 traverse, però convinto e sicuro dei miei compagni. Abbiamo dato il massimo dal primo all'ultimo senza mollare niente, quindi è importante non avere rimpianti. Nel girone F invece vittoria della Casmenarum Comiso 2-1 contro la Don Bosco 2000. Saranno i comisani a giocarsi le finali. E guardiamoli questi accoppiamenti delle finali che permetteranno a 3 squadre di volare nel campionato di promozione la prossima stagione. Le partite si giocheranno domenica prossima e sono le seguenti: Città di Cinisi che giocherà contro il Cianciana Calcio, CC San Gregorio che giocherà contro la Casmenarum Comiso ed infine Polisportiva Torrenovese che giocherà contro il Calcio Furci. Tutte le partite si giocheranno in campo neutro. Diamo uno sguardo anche alle finali per quanto riguarda i play-out del campionato di prima categoria. Real Itala Franco Zagami che vince 4-1 contro il Torregrotta, Colomba Bianca che vince contro il Punto Rosa 3-1 ed infine l'ultima finale che si giocherà giorno 26 tra Campanarazzo e Città di Santa Croce. In base a questo quadro dei risultati, Real Itala Franco Zagami e Colomba Bianca rimarranno anche per la prossima stagione nel campionato di prima categoria. Torregrotta e Punto Rosa invece retrocedono in seconda categoria. Con il quadro completo dei play-off e dei play-out del campionato di prima categoria chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, giovedì alle 21, come al solito sul canale 19. A tutti voi il buon proseguo.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Benvenuti nel nostro faccia a faccia, il face to face con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Conosciamo subito la figura del nostro ospite odierno. Amante della propria passione, meticoloso, puntiglioso, determinato. Sempre sul pezzo, in continuo aggiornamento. Sarà così anche nella vita privata? Questa sarà una delle domande che chiaramente porrò al nostro ospite, che vado subito a presentare, Angelo Bognanni. Ciao Angelo, ben trovato. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, Ettore. Allora Angelo, attenzione, saranno 7 domande dove probabilmente conosceremo di più la figura di Angelo Bognanni. E proprio sulla domanda che è stata dettata nella scheda di presentazione mi sembra giusto iniziare. Sei così anche nella vita privata? Puntiglioso, meticoloso e tanto altro? Sì, questo lo dovremmo chiedere alle persone che mi conoscono, però io ti posso dire che molto spesso la mia vita è condizionata dalla mia grande passione, che è il calcio e allenare. Vero, certe volte poi a secondo i momenti della stagione posso essere più o meno nervoso, meticoloso, puntiglioso, però in linea di massima possiamo dire che anche fuori dal campo sono così. Cerco di avere tutto sotto controllo, cerco di avere tutto sotto le mani, perché devo essere sempre il protagonista della situazione. Benissimo. Diciamo, allora a questo punto la domanda successiva è un po' trabocchetto, perché dice: ti sei mai sentito ostacolato nei tuoi obiettivi e in quel caso come agisci? A livello di vita personale, di vita privata, nell'arco degli anni alcune volte mi sono sentito un po' ostacolato. Ho cercato di far capire alle persone che avevo di fronte che la mia strada è quella, devo cercare di andare avanti, devo cercare di migliorarmi, e molto spesso le persone di fronte a me lo hanno capito e mi hanno assecondato. Però è capitato anche che chi era davanti a me mi ha messo una specie di muro e io lì ho cercato di scegliere quello che è bene per me. Quindi non sei tanto disposto a fare il muro contro muro? Muro contro muro no, però io cerco di dare tutte le giustificazioni, le spiegazioni per far capire all'interlocutore, alla persona di fronte a me. Sei per il dialogo? Sono sempre per il dialogo, per la condivisione, per il confronto. Poi quando vedo che dall'altra parte c'è un muro totale, io rinunci? Giro e vado avanti per la mia strada, augurando il meglio a chi è stato di fronte a me. Angelo, la tua passione ti ha portato anche a delle rinunce? Sì, io
per questa passione che ho da fin da piccolo, da quando avevo 24 anni ho iniziato ad allenare, alleno quindi da 15 anni. Molto spesso durante le stagioni, durante questo percorso di crescita professionale ho fatto molte rinunce. Ti posso fare un esempio: quando i miei amici, quando eravamo giovani, uscivano o pensavano a divertirsi, il mio primo obiettivo il sabato era studiare e pensare alla partita dell'indomani. O in estate, quando i miei amici andavano a Ibiza, ti faccio un esempio, io invece il mio obiettivo era andare ai ritiri di squadre di Serie A e di Serie B per cercare di carpire, di studiare i professionisti. E così è stato anche nel 2012, quando sono stato a studiare il ritiro a Châtillon della Juventus di Conte, e da lì mi è partito e mi si è aperto un mondo. Insomma, il tuo sacrificio poi alla fine è risultato certamente positivo per la tua crescita. Diciamo che i sacrifici che ho fatto nella mia vita e nella mia età più giovanile, più adolescenziale, mi ha permesso di fare questo percorso, mi ha permesso di crescere, e sto facendo di questa mia passione una vera professione. Parliamo un po' anche della tua vita personale. Nella tua vita privata ti sei mai sentito cacciatore o più spesso invece preda? Allora, è una domanda difficile, si possono aprire vari mondi e vari argomenti, però io preferisco essere più un cacciatore, perché se voglio una cosa devo cercare di raggiungerla, se mi fisso per raggiungere, per ottenere quella cosa, farò di tutto per averla tra le mie mani o averla nel mio possesso, tra virgolette. Quindi cerco sempre io di prendere l'iniziativa. Non sei per niente una preda? No, questo no. Benissimo. Vorrei conoscere la tua emozione più forte che hai avuto e che metti sempre in primo piano quando c'è da tirare fuori un ricordo che ti emoziona. Una domanda importante. La mia vita è fatta di tante cose importanti, di tante tappe importanti, di tante situazioni personali e private. Sono cose molto molto personali. Diciamo che la mia vita, la mia crescita professionale, la mia visione delle cose è cambiata tanto quando c'è stato l'incidente nel 2001 di mia nonna, che teneva molto a me. Io a lei ero molto legato, e le promesse che ho fatto a lei alcune settimane prima che succedeva quell'incidente li sto portando avanti adesso. Quando io prometto a mia nonna, io cerco di essere una persona per bene, cerco di raggiungere e di perseguire nella mia strada personale. A distanza di 24 anni ti posso dire che sto cercando di mantenere quelle promesse. Quasi tutti i tuoi colleghi hanno sempre raccontato le emozioni, che so, di una partita o di un gesto atletico. Tu invece, mi sorprendi, racconti soprattutto un'emozione personale vissuta con una persona cara. Una persona cara che mi ha cresciuto insieme a mia madre, mi ha indirizzato, secondo me, nella parte migliore della vita, nell'essere sempre rispettoso, nell'essere sempre se stesso e nell'essere sempre educato verso gli altri. Questo modo di vedere mi ha facilitato nel mio percorso, mi ha fatto crescere, mi ha forgiato, mi ha fatto pian piano, con l'esperienza, con gli anni, fatto vedere le cose sotto una lente particolare. E poi, come ti posso dire, l'ultimo avvenimento che mi ha un po' segnato a livello professionale è stato il corso UEFA che ho fatto a Coverciano. Ho fatto il corso di giugno e mi preme dire che sono entrato senza deroghe, senza raccomandazioni, senza nessuna chiamata particolare, ma solo con i miei sacrifici, gli anni di allenamento, gli anni di studio, con la laurea e con tutto il percorso che ho fatto a livello professionale. Perché ci tieni a sottolineare questa cosa? Perché molto spesso in Sicilia si parla di Bognanni come quel ragazzo che dice dove vuole arrivare. Quel ragazzo che è partito dal basso, quel ragazzo che è partito a 24 anni della seconda categoria, ha scalato molte categorie e sta cercando di costruirsi. E fare un corso UEFA a giugno, che è quello più difficile, con Andanovic, con Ribéry, con Diamanti, con Criscito, con Antonini e con tanti altri colleghi importanti, come ad esempio Gaspare Cacciola della Sicilia, mi ha permesso di crescere, mi ha permesso di vedere le cose a 360 gradi, e ti posso dire che quell'esperienza mi ha molto forgiato. Mi piace questa tua confidenza, complimenti, perché insomma, raccontandola ti sei un po', in un certo senso, ancora una volta più identificato. Mare o monti? Quale di queste località preferisci come meta, se c'è, nella tua vacanza? Allora, diciamo che vacanze ne faccio poche e niente. Immaginavo. Perché per noi allenatori, o almeno per me, il periodo di giugno e metà luglio
dovrebbe essere il periodo delle vacanze, invece noi siamo sempre costantemente a telefono, siamo sempre lì sul pezzo, siamo sempre con i direttori a sentirci 100 volte al giorno. È una fase di programmazione. Però se potessi scegliere ti dico che preferisco la montagna, più serenità, più tranquillità, riflessiva, più riflessiva. Dove posso stare meglio, meno caos, meno caos, bravo, perché vivo di caos tutto l'anno, quindi almeno quel mese stacchi la spilla proprio per l'occasione, per stare un po' più sereno. Senti, che rapporto hai con i tuoi amici veri? Vuoi un feeling diretto oppure ti sta bene un rapporto così anche saltuario? Allora io tutti diciamo che abbiamo tantissimi amici, ma secondo me gli amici veri sono pochi. Io ho pochissimi amici veri di cui mi fido ciecamente. Preferisco avere un contatto diretto, avere un rapporto diretto, e se c'è qualche cosa che loro non sono d'accordo con me, a me mi fa piacere quando mi dicono: Angelo, secondo me questa cosa è così. E quindi sentire l'opinione anche dell'altro di cui ti fidi, hai un gran rapporto, per me è importante. Per me è importante perché certe volte mi riescono a far vedere le cose a 360 gradi. Ma non perché tu non sia riflessivo, ma il parere forse anche di una persona cara ti aiuta a completare magari il comportamento che devi attuare. Perfetto, il parere di una persona cara di cui tu ti fidi ti può servire su determinate situazioni. Non parlo a livello professionale, perché nella diciamo, sfera professionale io ascolto solo i collaboratori tecnici che ho, ma nella vita il parere di un amico è importante. Quindi scendi per bene la parte diciamo sportiva, lavorativa con quella privata. Bravo, sì, perché gli amici che ho, metà fanno parte del mondo del calcio e metà no, addirittura il calcio non gli piace, quindi a secondo... Ma forse mi sa che i suggerimenti migliori arrivano da quella parte. Sì, su molte cose perché sono spensierati. Sono spensierati. Senza interesse. E dicono le cose così di getto, come gli viene, senza interesse. È vero. Sei pronto sempre a metterti in gioco. Questo non rischia di sembrare che la tua vita è sempre piena di difficoltà? Oppure il tuo stato d'animo ha l'esigenza di essere sempre stimolato? Entrambe le cose. Io vivo di pressione, io vivo di stimoli. Ne abbiamo parlato anche in questi giorni. Per me, per come vedo io la vita, è sempre un continuo miglioramento, è sempre un continuo studio, è sempre un continuo approcciarmi su qualcosa che mi stimola a qualcosa di nuovo. Abbiamo appena vinto il campionato di eccellenza. Il mio primo obiettivo, se è possibile, è quello di fare una buona Serie D. Ci sono allenatori che invece scelgono di rimanere nella categoria che hanno vinto dell'eccellenza per cercare di rimanere lì nel loro habitat naturale. Invece io no, cerco sempre qualcosa di nuovo, se è possibile, se ci sono le giuste condizioni, perché è una continua sfida con me stesso. Questo fa parte in un certo senso anche del tuo carattere, no? Guardare sempre avanti per alzare sempre di più l'asticella. Sì, perché ripeto, ritorniamo sempre alla mia crescita, al mio modo di vedere la vita. Il giorno in cui io dirò mi accontento, per me, secondo me, è finita. Invece se uno cerca sempre di migliorarsi, poi ci possono essere degli errori, fa parte della vita, fa parte dell'essere umano, però uno deve avere sempre ambizione, secondo me. Io credo che tu ti sia raccontato in una maniera così schietta, così libera, che mi fa piacere, perché abbiamo conosciuto anche Angelo Bognanni al di là di quello che è il rettangolo del gioco, perché spesso e volentieri ti vediamo giustamente molto intenso, adrenalinico al massimo. Sì, dentro il campo, chi lavora con me lo sa. Quando io mi metto la tuta, entro dentro il campo, o durante il microciclo settimanale di lavoro, o durante la partita della domenica ufficiale, io divento un'altra persona. Ma finendo l'attività professionale, appena esco dal campo, io sono il primo a ridere, a scherzare, a tenere banco, tra virgolette. Angelo, abbiamo esaurito le 7 domande, ma io adesso, dato che tu mi parlavi diciamo della panchina che vivi in quella maniera, mi sorprende una cosa, che tu usi sempre un cappellino. Sì. È una forma scaramantica oppure insomma ti fa stare bene a prescindere dalla scaramanzia o meno? No, non è una cosa scaramantica, è una cosa che mi fa stare bene, perché ormai mi identifico con quel cappellino. Quindi se ad esempio ho la tuta blu, metto il cappellino blu. Se ho qualcosa di scuro nero, mi metto il cappellino blu. Vado di comune accordo con lui. Infatti ogni tanto gli parlo, dico ci siamo. Benissimo. Angelo, ti ringrazio. Grazie. Sei stato veramente originale e soprattutto vero, perché la trasmissione Face to Face nasce proprio per raccontarsi in una maniera vera, e credo che tu insomma hai fatto questo. E mi sono trovato benissimo, perché ho risposto di getto, ho risposto per quello che sento dentro. Grazie Angelo, buona fortuna per tutto. Grazie a voi, grazie per l'invito. Bene, abbiamo concluso qui lo spazio del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo.
È il galà più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Sono i Penalty Awards, prossimamente da non perdere.